Per te. Approfittano dell'assenza dei proprietari all'ora di cena e sfondano il muro dell'abitazione con un martello demolitore per compiere la razzia. Furto shock a Breda di Piave, i residenti sconvolti. Non il primo episodio di furti recentemente a Breda, il sindaco Mosole esasperato, non ho parole, sembra un film. Noi primi cittadini siamo indifesi, il prefetto ci convochi tutti, dice. Sbanda con la moto e si schianta contro un albero, tragedia a San Stino di Livenza, poco dopo le 13 a perdere la vita un ragazzo di appena 19 anni del posto, la madre ricoverata per un malore. Il finto operaio che chiede di entrare per compiere lavori, ma anche le chiamate dai truffatori che si fingono figli o nipoti, anziani nel mirino negli ultimi giorni a Treviso. Dalla lite nel privé alla maxi rissa con 10 persone coinvolte è successo all'Odissea di Spresiano, un giovane ferito in arrivo, le denunce. I ragazzi si stavano scontrando e sono intervenuta dalla consigliera Dem Tocchetto il racconto di un episodio avvenuto davanti alla scuola Riccati a Treviso, la stessa zona dove venerdì una ragazza è stata aggredita da un gruppetto di bulli. Rincari alle bollette del gas impazzite dopo l'uscita dal mercato tutelato, si somma un progressivo aumento del carburante, le più penalizzate sono le famiglie più fragili. A Colle Umberto l'iniziativa in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico, a promuoverla il team di Radio Caldaia. L'Imoco Volley Conegliano conquista la 6ª Coppa Italia della sua storia, partita da Cardiopalma al Pala Trieste contro la Milano dell'ex Paola Egonu. Le Pantere vincono al tie break. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei nostri telegiornali, ben ritrovati. Allora partiamo dalle immagini che davvero parlano da sole del furto messo a segno ieri sera da ignoti in un'abitazione di Breda di Piave, dove i ladri per entrare in casa, pensate, si sono ricavati un varco nel muro. Hanno approfittato della breve assenza dei padroni di casa all'ora di cena, poco più di un'ora e mezza, e usando probabilmente un martello elettrico da demolizione si sono ricavati un varco nel muro laterale, quello della cucina. Una volta all'interno hanno cercato una cassaforte che non c'era, andandosene con qualche monile e lasciando dietro di sé danni per migliaia di euro. È accaduto lungo via Piave, la strada che da Breda conduce a Candelù, dove i malviventi hanno preso di mira una casa singola e probabilmente tenuto d'occhio i proprietari. Una volta avuta via libera hanno tagliato la recinzione, si sono ricavati un varco nella siepe e invece di scassinare un infisso, operazione questa che avrebbe fatto scattare l'allarme, hanno scelto di demolire il muro. Un colpo sconcertante che si somma ai ripetuti furti avvenuti nel territorio di Breda negli ultimi mesi, ma che per le modalità alza l'asticella di quello che i malviventi sono disposti a fare. Io non ho parole per come sono avvenuti i fatti questa volta, sembra quasi un film quello che è accaduto. E ho già detto che siamo inermi, a questo punto qua siamo quasi alla resa, mi viene da dire. Io non voglio arrendermi e farò di tutto. Certo che comincia a diventare una battaglia impossibile o molto difficile da combattere a queste condizioni. Gli appelli alla prefettura lanciati nelle scorse settimane, prosegue Mosole, non hanno avuto seguito, ma una risposta può venire solo dall'ufficio del governo e dal ministero. Io spero che qualcuno si stia organizzando, mi auguro in settimana riprenderemo i contatti e vedremo quali sviluppi ci sono stati. Che si convochi un tavolo, comunque io richiederò un colloquio nuovamente con il prefetto sperando che mi accolga, ma se lui vuole convocare tutti i sindaci ben venga, insomma, che così almeno tutti quanti insieme vediamo che cosa possiamo fare. Da Breda al capoluogo, dove stanno aumentando i tentativi di truffa ai danni di cittadini, in particolare quelli residenti nella zona di Chiesa Votiva. L'ultimo segnalato da una novantenne contattata da finti operai, ma in aumento sono anche le richieste di denaro da finti figli o nipoti. Con uno strumento arrivano lì in giardino e scatta un bip bip, ecco vede. Quindi entriamo anche in cucina per controllare. Finti operai in azione nella zona della Chiesa Votiva a Treviso. L'episodio accaduto nei giorni scorsi viene raccontato da una signora di Via del Mozzato alla referente del controllo di vicinato. Proprio poche ore fa una signora
una mia amica di 90 anni, ma molto molto in gamba, mi raccontava proprio che nei pressi di casa sua stavano facendo dei lavori all'acquedotto e quindi qualcuno si è presentato in tuta, cioè con abiti da lavoro. Ma la signora alla richiesta di entrare in casa si è subito insospettita rispondendo a tono. E non è necessario che lei entri in cucina, ci torni magari domani, che così c'è anche mio figlio, eccetera, eccetera, insomma, quindi la persona poi sparisce e non se ne parla più. Ed è solo l'ultimo di una lunga e varia serie di truffe anche online che non colpiscono solo gli anziani. Ora va molto il numero clonato di figli o nipoti. Qui si tratta di qualcuno che manda un WhatsApp, un messaggio, e dice ciao papà, ciao mamma, oppure sono tuo figlio, sono tua figlia, ovviamente non specifica il nome. E dice guarda che ho perso il telefono, ho dovuto cambiare numero, quindi cancella il numero vecchio perché non serve più e scriviti questo numero nuovo. E dopo qualche tempo mandami immediatamente a questo conto, a questa cosa, X perché mi serve, perché mi è successo questo e quello e sono nei guai. Sono già diverse le segnalazioni arrivate non solo alla referente ma anche alla parrocchia per un fenomeno che da tempo il quartiere combatte con l'informazione. Questi volantini e i cartelli con i consigli per non farsi imbrogliare, con la previsione di ripetere a breve un nuovo ciclo di incontri, perché non bisogna mai pensare che... A me non succede così, invece sì, io stessa c'è stato un giorno che uno che veniva invece per bollette, per così, nonostante io fossi stata prevenuta eccetera, stavo quasi per caderci, mi sono fermata proprio all'ultimo istante, ma il racconto così era talmente ben fatto che veramente stavo per firmare. E sono intervenuti i carabinieri nella notte all'Anima Club all'Odissea di Spresiano per una rissa che ha coinvolto una decina di persone. C'è stato un diverbio tra due ragazzi di età circa tra i 25 e i 30 anni che hanno scambiato delle parole e da questo poi probabilmente è scaturito un attimo di confusione. È stata sedata immediatamente dal nostro servizio d'ordine, c'è stato una persona che ha avuto un colpo in faccia che è stata medicata. 2:45 del mattino, privé della sala Anima Club all'interno della discoteca Odissea di Spresiano. Due giovani trovano da ridire, forse per una questione di posti. Dalle parole si passa alle mani, si scatena una rissa che coinvolge una decina di persone. Il tutto dura pochi secondi, spiega ancora il titolare della discoteca lungo la Pontebana, Giannino Venerandi. Abbiamo ovviamente allontanato le persone invitandole a uscire nei nostri uffici dove abbiamo cercato di chiarire l'episodio. Da lì sono stati chiaramente coinvolti le forze dell'ordine che sono state chiamate, allertate immediatamente, hanno provveduto a identificare alcuni di loro e adesso con le immagini che abbiamo dove si vede bene tutta la sequenza dell'episodio le andremo a consegnare ai carabinieri qui di Spresiano che poi procederanno per le loro indagini. I soggetti coinvolti nella rissa rischiano ora la denuncia. Se ci saranno altre conseguenze questo non lo so, ma nel caso potremo anche noi procedere con delle denunce, insomma se avremo delle problematiche causate da questo episodio. Il bullismo ora invece, mi sono trovata in una situazione di tensione tra ragazzi e sono intervenuta dalla consigliera Dem Tocchetto. Il racconto di un episodio avvenuto davanti all'Istituto Superiore Riccati a Treviso, la stessa zona dove proprio venerdì una ragazza è stata aggredita da un gruppetto di bulli. Ho notato anch'io che ci sono proprio gruppi di ragazzini che escono e il gruppo fa forza. E mi è capitato anche a me un episodio dove un gruppo di ragazzi spingevano altre due persone. Era l'una, quindi erano le ore 13, 13:30, insomma in pieno giorno. Per Antonella Tocchetto, consigliera comunale del PD ma anche avvocata con lo studio a pochi passi da Riccati, la prova concreta di una situazione che rischia di sfuggire di mano. Gli schiaffi alla studentessa da parte di un gruppetto di altri giovanissimi all'uscita di scuola, episodio di venerdì pomeriggio al vaglio della polizia, ricalca la violenta aggressione del 25 gennaio, sempre davanti alla scuola che si affaccia su Piazza Vittoria. In quel caso era stato preso di mira uno studente. Ma non certo l'unico caso di tensione come quello raccontato in diretta in prima edizione.
Trovandosi a poca distanza, Tocchetto ha deciso di intervenire. Io mi sono avvicinata e ho proprio alzato un po' la voce dicendo ma cos'è queste spinte? Attenzione, perché sennò io chiamo i vigili urbani, e si sono un po' dispersi, nel senso che, voglio dire, so che il preside e i professori sono molto attenti, molto spesso, devo anche dirlo, vedo proprio i professori che alla fine della scuola escono e controllano un po' la zona, però c'è da dire che il gruppetto, che sono anche i ragazzi che poi il sabato pomeriggio creano la tensione perché sono a gruppo, effettivamente a volte utilizza la forza nei confronti di altri. La cartina di tornasole di un fenomeno che riguarda tutto il centro, basti pensare al minorenne aggredito e rapinato alla stazione delle Corriere, in barba ai controlli dei vigilanti SMOM e delle forze dell'ordine, senza dimenticare i sabati ad alta tensione in Piazza Borsa che ormai non si contano più. La presenza di vigili, polizia e carabinieri c'è, ma evidentemente non basta. Per Tocchetto è necessario mettere in campo anche altre figure a supporto dei controlli. Far girare molti operatori di strada, perché magari anche se si mettono là all'uscita di scuola vedono che c'è una sorta di, come dire, di forza, perché è solo una cosa muscolare degli adolescenti. Sulle strade ora aveva solo 19 anni Edoardo Bernardi, il ragazzo di San Stino di Livenza che poco dopo le 13 ha perso la vita oggi nello schianto della sua moto contro un platano. La tragedia si è consumata lungo la strada metropolitana 59 che da San Stino porta a Caorle. Secondo una prima ricostruzione il 19enne ha perso il controllo della moto sbandando e andando a scontrarsi contro l'albero sul ciglio della strada. Nulla da fare per lui nonostante il tempestivo intervento del suo M118, la madre del ragazzo, naturalmente sconvolta dalla notizia, è stata ricoverata per un malore. Nei giorni scorsi vi abbiamo dato conto del tragico incidente a Conegliano con l'ambulanza che ha travolto e ucciso il pensionato Adriano Canzian. Parla l'associazione che riunisce gli autisti soccorritori, una figura ad oggi che non ha tutele né contratto adeguato, mentre le chiamate al 118 si moltiplicano, spesso senza anche un reale motivo. Le emergenze sono tante, in più si aggrava il fattore che tanti usano questo numero a volte anche impropriamente, quindi noi stiamo aumentando di tantissimo i nostri servizi. Sempre più ambulanze in strada e boom di chiamate al 118, ma non sempre si tratta di emergenza. E così si alza anche il livello di rischio sulle strade per gli autisti soccorritori. Ambulanze diventate sempre di più un punto di riferimento, chiamate a coprire la carenza dei servizi sul territorio. Il nostro lavoro sinceramente sta aumentando tanto, non trovando risposte dalla medicina territoriale. Se giustamente uno ha bisogno dice chiamo il 118. Ma a sorpresa gli autisti, dipendenti così come volontari, non hanno tutte le tutele che il lavoro meriterebbe. Ci siamo, ma attualmente siamo fantasmi. Infatti noi siamo assunti come operatori tecnici. Non abbiamo proprio un contratto, non abbiamo un percorso formativo. Chiedono riconoscimento, un percorso di formazione che istituisca la professione, protocolli unificati tra le varie ULS e linee guida specifiche sui limiti di sforamento di velocità dei mezzi in servizio di emergenza. Possiamo passare sì con il rosso, però sempre con prudenza, intelligenza, quantomeno interpretare ciò che succede sulla strada, la prevedibilità di un evento rischioso. Ecco, sono tante, diciamo, le dinamiche. Questo per quanto riguarda la strada. Poi comunque ci sono anche dei rischi anche sul luogo dell'evento. Per divulgare consapevolezza tra la categoria, l'associazione ha convocato un incontro il 30 marzo prossimo a Villafranca di Verona. Pochi giorni fa l'apertura dell'inchiesta per omicidio stradale dopo l'investimento in via 24 maggio a Conegliano di un anziano sulle strisce da parte di un'ambulanza in servizio di emergenza. Alla guida del mezzo un 63enne con oltre 30 anni di esperienza alle spalle. Lasciamo la cronaca per ora, parliamo di rincari. Alle bollette del gas impazzite dopo l'uscita dal mercato tutelato si somma un progressivo aumento anche dei carburanti. Le più penalizzate sono le famiglie già fragili. C'è stato un aumento di prezzi sul mercato mediterraneo, il tanto famoso Platts, che vale quel che vale ma non abbiamo altro, e quindi i prezzi alla pompa si sono adeguati. E potremmo dire che non si sono ancora adeguati al 100% perché, stando a quella che è la media di immagini delle compagnie petrolifere, mancano ancora 2 o 3 centesimi.
E dunque un ulteriore aumento dei carburanti è atteso, anche se in un periodo dell'anno in cui è piuttosto inconsueto. Alla conta dei rincari che le famiglie venete e trevigiane si ritrovano ad affrontare si aggiunge quello della benzina. 1,72 € il gasolio al self-service al 1 gennaio, 1,77 € al 5 di febbraio. La benzina da 1,75 € a 1,81 €. Quanto al servito, da 1,83 € a 1,88 € per il gasolio e da 1,86 € a 1,92 € per la benzina, ma i prezzi in alcune pompe dimostrano come nelle ultime 2 settimane sia stata superata anche la soglia dei 2 €. Aumenti dietro ai quali non c'è una volontà dei gestori, sottolinea Parin. Quel gestore ha tutto l'interesse che il cliente torni da lui, quindi solo un pazzo andrebbe a lavorare sui prezzi fuori misura. Sulle bollette del gas impazzite invece interviene il presidente nazionale del Forum delle Famiglie, il trevigiano Adriano Bordignon. Sì, la fine del mercato tutelato ha messo in difficoltà un certo nucleo di famiglie, soprattutto famiglie che erano già fragili di per sé. Né è servito a tutelarle uno strumento ritenuto ormai da revisionare come l'ISEE, insufficiente rispetto al caro vita. Preferibile il fattore famiglia, il nuovo strumento per definire le condizioni economiche dei nuclei che anche in Veneto sta prendendo piede. Quelli che sono i costi obbligati, cioè i costi per il mutuo, per l'affitto, per le spese energetiche, per la salute, sono crescenti e vanno a consumare larga parte del reddito familiare. Esortiamo sempre più sindaci a orientarsi al fattore famiglia perché è una risposta che cerca in qualche modo di rendere meno grave questo squilibrio verso le famiglie. La politica adesso, il caso terzo mandato e la guerra Lega Fratelli d'Italia per la corsa alle regionali. Salvini sembra frenare sull'emendamento che dovrebbe dare il via libera a Zaia, mentre il Carroccio Veneto attacca i meloniani, alzano la tensione a sproposito. Non è sicuramente questo che farà litigare il centrodestra e non è questo che mi toglie il sonno. Se ne sta occupando e deciderà il Parlamento. Il freno a mano tirato non è di uno qualsiasi, ma del numero 1 della Lega, Matteo Salvini, in queste ore in Sardegna. E non è cosa da poco, perché per molti questa frase ha una traduzione chiara. Il caso terzo mandato, e quindi in Veneto il caso Zaia, non deve mettere a repentaglio i già delicati rapporti con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, spalleggiati da Forza Italia. Il Carroccio non vuole trovarsi isolato su questo tema, come di fatto sembra essere, e dunque l'emendamento della Lega presentato dal segretario regionale Alberto Stefani rischia di essere ritirato in nome dell'unità del centrodestra? Verrebbe da chiedersi quale unità, almeno in Veneto, dove ai sorrisi di Prammatica si contrappongono strali e attacchi da quando Fratelli d'Italia ha rotto gli indugi ripetendo da mesi un mantra: il Veneto tocca a noi, fumo negli occhi dei leghisti. Sono dichiarazioni che non fanno bene, queste dichiarazioni comportano comunque un aumento di tensione che non sarebbe necessaria. Io avrei evitato un'apertura di campagna elettorale così in anticipo, perché ci sono tanti temi sul tavolo a livello amministrativo che vanno affrontati, però se veniamo tirati in ballo, ecco, non dobbiamo aver paura di ribadire che il nostro partito, la Lega, deve continuare a mantenere la presidenza di questa regione. Il Veneto è nostro, insomma, calma e sangue freddo, insomma. Intanto che il Veneto è nostro, che ascoltassero i veneti e allora se il Veneto è loro, i veneti vogliono l'autonomia, che il percorso dell'autonomia vada avanti a grandi galoppate anche da Fratelli d'Italia. Zaia o non Zaia, per il Carroccio Veneto sta diventando una questione di vita politica. Ho definito il Veneto come la linea del Piave per il Carroccio, per il nostro partito. Io credo che dopo 15 anni di amministrazione Zaia ci sia l'esperienza, ci sia la capacità per poter continuare a governare questa regione e ad esprimere il candidato presidente. Zaia resta il nome da spingere, ma le europee potrebbero sparigliare le carte. Lo sa bene anche Matteo Renzi, che da osservatore con la sua Italia Viva, da Mestre rilancia lo scontro. Meloni vuole mettere le mani sul Veneto mandando a casa Zaia, dice l'ex premier. La Lega vuole insistere e se non ci sarà il terzo candiderà qualcuno alla presidenza, come il sindaco di Treviso. Già, quell'ipotesi Mario Conte che lo stesso primo cittadino non ha rigettato a priori e che secondo chi lo conosce bene sarebbe un ruolo che gli calza a pennello. Lui ha sempre detto che è a disposizione del partito, ma è a disposizione anche e ha un impegno con i cittadini. Dovesse essere, io lo vedo anche un bravo amministratore, non solo locale ma anche regionale. E comunque, se Roma dovesse stoppare Zaia, la Lega lancia un avvertimento a tutti.
Di sicuro il presidente Zaia non è che sparirà dalla scena politica veneta, e con lui rimarrà in campo, penso, la sua lista, la lista Zaia e la lista Lega, entrambe compagini fatte da militanti leghisti che hanno portato grandi soddisfazioni al presidente Zaia e al nostro partito, e quindi penso le porteranno anche in futuro. Cambiamo tema, un lungo applauso, l'abbraccio dei fedeli, le parole del Vescovo ieri sera alla messa di Monsignor Michele Tomasi nella chiesa di Santa Maria del Sile, finita al centro delle polemiche per aver ospitato i migranti. Deporre le armi, a disarmare le parole, a disarmare le relazioni, a essere persone che si accolgono, che si guardano negli occhi, che tentano di creare spazi gli uni per gli altri. È bello per noi sentire la sua vicinanza in questa occasione in cui la nostra parrocchia si è fatta prossimo delle persone meno fortunate di noi. Grazie perché questa sua visita ci fa bene e ci incoraggia a continuare in questo servizio di accoglienza. Ringraziamo anche Don Giovanni che ci ha mostrato la giusta via dell'accoglienza e ora le doniamo il nostro abbraccio da parte di tutta la comunità. Il lungo applauso suggella un incontro atteso da una comunità di fedeli per troppo tempo ferita, e quel disarmare le polemiche e le parole pronunciato da Monsignor Michele Tomasi è la migliore risposta. Il Vescovo di Treviso celebra la messa in quella chiesa di Santa Maria del Sile, dove a lungo sono stati ospitati i migranti senza tetto. Una scelta condivisa da gran parte dei parrocchiani, ma non da tutti. Se poi è nata una petizione per mandare via il parroco, Don Giovanni Kirchner, facendo nascere un caso di cui si è discusso per settimane, prima che la situazione venisse risolta trasformando temporaneamente il seminario diocesano in dormitorio, accogliendo i migranti. Polemiche che il Vescovo chiude una volta per tutte. È una risposta fatta anche di gesti, come l'abbraccio al senza tetto che da tempo ha chiesto di poter dormire in uno dei confessionali della chiesa e che Monsignor Tomasi incontra e ascolta alla fine della messa. È una risposta soprattutto fatta di parole chiare, incontrando i fedeli nell'Eucaristia in un tempo particolare, come la Quaresima. Questo è Cristo che vive in questo nostro tempo e a seconda delle condizioni e delle modalità i fedeli in tutto il mondo provano a essere così, una comunità di persone che si vogliono bene e che da questo amore mostrano come è fatto l'amore. E l'amore è fatto di gesti semplici, concreti e veri. Dimenticare un po' quella dimensione così ingombrante che è il mio io per fare spazio a Dio. Perché là dove poi c'è spazio per Dio, c'è spazio per la mia fioritura e c'è spazio per tutti. C'è posto. Ci fermiamo adesso per qualche istante, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Allora andiamo a Colle Umberto adesso per l'iniziativa che si è svolta in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico. A promuoverla il team di Radio Caldaia. Non più la lucicletta, ma una handcar realizzata dalla Proloco di Trichiana che grazie allo sforzo di 2-4 persone per volta ha consentito di produrre energia elettrica. Perché l'anno scorso per pedalare si era da soli, quest'anno per stantuffare bisogna essere in 4 e quindi si sta assieme, si fa comunità. A San Martino di Colle Umberto il team di Radio Caldaia, realtà nata in epoca Covid per mantenere i legami tra le persone isolate a causa del virus, non ha mancato neppure quest'anno l'appuntamento con l'iniziativa Mi illumino di meno in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico. La cosa simpatica è che la luce del piazzale dello studio radiofonico viene generata grazie all'utilizzo di 4 forti braccia di ragazzi e comunque presenti, genitori che si stanno alternando questa macchina che tramite il movimento
movimento appunto delle braccia produce energia elettrica, quindi ci stiamo illuminando a chilometri zero e a emissioni zero. È stato particolarmente emozionante vedere la Landcar in un altro paese, ma ci fa enormemente piacere perché significa che è stata realizzata una cosa abbastanza inusuale e comunque mi piace vedere che gli diamo ogni altro significato con questa manifestazione qua. Nell'iniziativa sono stati coinvolti anche i comuni di Sarmede, Fregona e Cappellamaggiore con i rispettivi consigli comunali dei ragazzi, le scuole dell'Istituto Comprensivo e l'associazione Gemellaggi con collegamenti in diretta con le comunità gemelle di Francia e Malta, a riprova che la sostenibilità non ha e non deve avere confini. Siamo allo sport adesso perché è stata una giornata memorabile per la Marca in una finale emozionante decisa solo al tie break. L'Imocco Conegliano ha conquistato la 6ª Coppa Italia della sua storia, la 5ª consecutiva e il 22esimo trofeo in totale di un palmarès leggendario per la squadra trevigiana. Al Pala Trieste contro la Milano dell'ex Paola Egonu, le Pantere di coach Santarelli si sono imposte nella 5ª frazione di gioco per 15-11 dopo aver vinto il primo e terzo set, rimontata dalle avversarie che non hanno mai mollato prima del tie break decisivo. A decidere il match proprio un errore di Egonu che ha fatto scattare la festa dell'Imocco, suggellata dalla premiazione finale con la 6ª Coppa in carniere. Non è andata altrettanto bene nel rugby al Benetton, che è reduce da una trasferta negativa. Tiziano Pasquali l'aveva detto alla vigilia del match che poteva regalare il primo posto in classifica dopo 14 anni ai Leoni del Benetton. Il loro punto forza è essere costanti per tutti gli 80 minuti, quindi ecco, penso noi non guardiamo il risultato ma ci poniamo l'obiettivo di non mollare per tutti gli 80 minuti. Tenere il passo per tutto il match e non buttare via quanto di buono si è costruito, copione che invece si è puntualmente confermato. Perché essere sotto di appena 3 lunghezze, 21-18 al termine della prima frazione di gioco nella Tana del Lupo a Dublino contro i primi della classe, voleva dire essere in corsa per una vittoria da sogno che sembrava quasi propiziata dalla meta realizzata alla prima azione dagli uomini di Bortolami. Un segno del destino? Non proprio. I primi 40 minuti hanno mostrato tutta la potenza del Leinster, ma il Benetton comunque c'era. Poi qualcosa si è rotto a tutti i livelli e quei 18 punti trevigiani sono rimasti tali, mentre gli irlandesi hanno macinato punti e mete per chiudere 47-18 con Treviso sbriciolata su errori, disattenzioni, caos tattico. È questo il punto chiave sul quale lavorare in Ghirada fin da subito, perché sabato prossimo arrivano gli Warriors di Glasgow. Ci sarà il supporto dello stadio di Monigo, certo, ma non può bastare contro una squadra che all'andata ha battuto i Leoni 26-12 e che ora si trova seconda in classifica, poco davanti a un Benetton scivolato indietro dopo aver cullato il sogno di guardare tutti dall'alto. E ora il momento dedicato al materiale del nostro archivio. In queste settimane continuano ad aumentare le polemiche tra governo e regioni del sud sull'autonomia differenziata come antidoto alla corruzione e soluzione alla buona gestione degli enti pubblici. Un tema, quello del rapporto tra il cittadino e le istituzioni, che non ha mai smesso di essere di attualità. Così come non può non far riflettere quello che ci raccontava proprio il telegiornale di Antenna 3 il 18 febbraio di oltre 30 anni fa, con un servizio dedicato al fisco, all'impresa, ma anche al futuro della politica a meno di un anno dall'inizio dell'inchiesta di Mani Pulite. Dei soldi dello Stato si è parlato in 2 sedi ed in contemporanea oggi a Treviso con i ministri delle Finanze e del Bilancio. Per una singolare combinazione, infatti, Rino Formica e Paolo Cirino Pomicino si trovavano oggi in città. Il primo ospite informale in provincia dei colleghi locali di partito su invito del leader di Autonomia e Riformismo Siro Zanella. Il secondo chiamato invece ufficialmente a rispondere alle perplessità degli industriali di Treviso nella loro sede di Piazza Sant'Andrea sulla recente manovra economica. Mentre Formica rispondeva in ordine sparso ai quesiti in materia prevalentemente fiscale rivoltigli dal pubblico nella sala Bruno Marton, il ministro del Bilancio Cirino Pomicino sviluppava argomenti più focalizzati sulle relazioni della legge finanziaria con la realtà imprenditoriale. Convergendo, provocato dai rappresentanti delle aziende locali,
sul panorama industriale trevigiano. Tema sottolineato più energicamente dai titolari d'azienda, il recupero d'efficienza del sistema che sta al di fuori dei cancelli delle fabbriche, quello pubblico cioè, i cui disservizi ostacolano, se non addirittura vanificano, gli sforzi che le imprese italiane compiono per entrare con sufficiente competitività nell'Europa del 93. Il ministro ha chiesto comunque di essere giudicato nel suo operato tra un anno esatto, nella stessa sede di oggi. Io ho detto agli industriali di avere un appuntamento tra un anno perché reciprocamente si possa valutare quelle che sono state le cose dette questa mattina, dette anche qui reciprocamente. Ci sono problemi che attengono allo sviluppo delle nostre imprese, che sono sotto l'attenzione attiva del governo, c'è una esigenza, io ho parlato di strada in salita, c'è l'esigenza di ammodernare il nostro sistema delle imprese, di favorirle, in particolare sotto il profilo del costo del lavoro e del costo del denaro. Immancabile una breve analisi sui guai prodotti dalla tensione internazionale derivante dalla guerra nel Golfo. In cifre, le misure antiterrorismo gravano sulle finanze pubbliche per 1.000 miliardi. Il rallentamento economico indurrà un aumento dell'inflazione pari allo 0,5-0,6%. Il prodotto interno lordo subirà una flessione nella crescita che porterà ad una caduta delle entrate di circa 5 o 6 mila miliardi. Una considerazione infine di carattere puramente politico. Ci sono problemi di ammodernamento complessivo del nostro sistema istituzionale per opporsi a che cosa? Ad un dato che è preoccupante, la spinta forte che c'è sulla frantumazione del consenso. Una grande democrazia in genere deve far vincere le ragioni delle aggregazioni, non le ragioni della frantumazione. E questa è la stagione difficile che stiamo attraversando e su questo terreno speriamo di giungere ad una verifica la più serena e la più produttiva possibile tra i partiti della maggioranza. Parole che fanno riflettere naturalmente dopo tutti questi anni. Allora noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso come sempre le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Previsioni per lunedì 19 febbraio. Sul Veneto nuvolosità variabile alternata a schiarite con probabili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Bassa probabilità di sporadiche precipitazioni. Temperature in locale calo, minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 13-16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo in genere variabile e nuvoloso. Non è esclusa qualche debole precipitazione locale ma con bassa probabilità. Temperature minime tra 4 e 5 gradi, massime sui 12-14 gradi. Sul Trentino Alto Adige locali piovaschi e nubi al mattino, a seguire più stabile e soleggiato. Temperature minime sui 3-5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.